Salamone Synergy Group è un esempio di business combination, caratterizzato da una commistione di comunicazioni e interazioni di imprese. Il fine è quello di produrre una comune strategia di marketing e nello stesso tempo quello di presentare e di offrire una produzione di nicchia meno frammentata. Per far funzionare al meglio questa macchina produttiva sono necessari due requisiti: da una parte un gruppo coeso di imprese e dall'altra un coordinamento a cui viene affidato il compito della buona pratica della riuscita delle transazioni. È risaputo che in un contesto organizzato un gruppo coeso ottiene indubbiamente risultati più soddisfacenti rispetto all'azienda singola. La sinergia si attua quindi per tutti quei progetti che per la loro complessità non sono ottenibili singolarmente. La Salamone Synergy Group opera all'interno di un territorio di grande vocazione olearia. Stiamo parlando di un territorio che va da San Mauro fino a Santo Stefano di Camastra. Attualmente sono circa una trentina gli ettari impegnati in uliveto e dispone su un valore numerico di piante di circa 4.000. Parliamo cioè di piante di varietà santagatese, oiarola messinese e anche della sottospecie Crasto. Tipica del territorio è poi l'oiarola messinese, una varietà di olive diffusa in un'area abbastanza vasta che va dal territorio dei Nebrodi fino ad arrivare al territorio di Termini Imerese. La caratteristica dell'oiarola messinese è quella di essere un'oliva adatta sia per olio che da mensa. Questo è dovuto alle sue caratteristiche: è un'oliva polposa e il nocciolo al suo interno si stacca facilmente dalla polpa e questo le rende una caratteristica di pregio per la produzione da mensa. Decisamente più piccola ma ricca di olio è invece la santagatese, un'oliva che è vocata esclusivamente all'olio ed è tipica di questo territorio, soprattutto nel territorio che va da Sant'Agata fino a Tusa. Una caratteristica di pregio della santagatese è quella di essere ricco di vitamina E. Questo consente la conservazione di quest'olio per lunghissimo tempo. Quello che stiamo provando è un blend di santagatese oiarola messinese. Un colore giallo con riflessi verdognoli, un sapore dolce, un gusto dolce e un fruttato leggero. Queste sono le caratteristiche di questo blend di oiarola messinese e santagatese. Fu alla fine dell'Ottocento che don Giuseppe Salamone, grande proprietario terriero di Mistretta, mosso dall'esigenza di creare una produzione di alta qualità, decise di impiantare nelle sue terre migliori nell'agro di Tusa un uliveto da cui trarre un olio di pregio da destinare alla mensa padronale, come in uso tra le famiglie aristocratiche del tempo. Una tradizione vissuta e coltivata per generazioni, che dopo oltre 100 anni si rinnova con la stessa passione e cura di una volta, da chi ha fatto della qualità un imperativo categorico. Le olive di varietà santagatese e oiarola messinese vengono raccolte a mano e avviate giornalmente alla frangitura e successive estrazioni a freddo, conservando i profumi e i sapori tipici di queste varietà.
Così si ottiene l'olio extravergine d'oliva San Costantino, un extravergine dalle eccellenti caratteristiche organolettiche e parametri analitici che rispecchiano un'elevata qualità del prodotto, un prodotto siciliano, leggero e vellutato. È una serie web di 7 puntate che parla di arabi e normanni nell'anno 1000 in Sicilia. La Sicilia è un posto unico, così come tutti i siciliani sono un popolo di migranti, di navigatori, un popolo di meraviglie. Uno perché ha vissuto una storia lunghissima e due perché è un misto di razze, etnie, culture, lingue da tutte le parti del pianeta. Invictus dal latino ciò che non mi è raccontato, ciò che non viene narrato nella storia tradizionale. Ciò che ci andava di raccontare con questo progetto non è semplicemente la storia, ma un punto di vista sulla storia. Non si può raccontare tutto perché la storia è un delirio di geografie, di spazi e di tempo e di piccoli segreti e piccole intese che nessun libro di storia potrà mai svelare. I normanni che vengono giù dalla Scandinavia, ma non sono più scandinavi, ma sono francesi ormai e si sono convertiti alla religione cattolica. È la grande muraglia della società medio orientale che viveva quell'isola e che vive il Mediterraneo da tantissimo tempo ormai. Abbiamo iniziato il nostro lavoro partendo da un testo di Goffredo Malaterra, scritto intorno all'anno 1000 interamente in latino. Da lì siamo partiti percorrendo un viaggio intorno al nostro territorio, che è il territorio delle Madonie, sono le montagne nel cuore della Sicilia. Quando i normanni raggiunsero la Sicilia trovarono una terra meravigliosa, una terra fertile, una terra piena di culture arabe. Era il grano, gli aranceti, erano i limoneti, erano tutte cose che gli arabi coltivavano e che i normanni non avevano mai visto. Perché è improbabile che un popolo che vive in mezzo alle temperature gelide del nord possa arrivare in una Sicilia che fosse l'unica terra possibile da poter conquistare. Una guerra politica che si riflette immediatamente nello scontro fra i due popoli, ma immediatamente ritorna all'interno, nella corte dei Normanni. Nelle Madonie notevoli sono i richiami storici di periodi che hanno segnato profondamente epoche e civiltà. Sicuramente l'impatto scenico che andiamo a ricercare è qualcosa di molto più deciso rispetto a un semplice costume classico che potrebbe essere usato in una rievocazione storica. Abbiamo deciso di inserire una parte molto più contemporanea, quindi di reinterpretare completamente a modo nostro quello che erano appunto i costumi storici dell'epoca. Utilizzeremo quanto più possibile si trova nei nostri luoghi, ove se necessario sarà indispensabile ricreare ex novo materiali e manufatti, utilizzando nuovi prodotti e nuove tecniche costruttive e decorative con adeguati trattamenti antichizzanti. Come abbiamo deciso di operare con gli attori? Abbiamo deciso di costruire un meticciato di figure, un meticciato di colori, perché l'ibridazione è la fonte di questa storia. Bastarda è la Sicilia di quell'epoca, ibridi sono i due popoli. Per quanto riguarda i normanni, ad esempio, siamo andati a ricreare delle armature tutte trapuntate con tessuti grezzi. Per quanto riguarda gli arabi, siamo andati a scegliere tessuti più leggeri, tessuti che facessero capire una cultura completamente diversa da quella occidentale. Infatti all'epoca i tessuti che venivano dall'Arabia erano sicuramente più preziosi, più leggeri e più ricchi rispetto a quelli di una popolazione che rimaneva una popolazione guerriera. Che sia una storia fantastica, che sia una storia che possa appassionare chiunque nel guardarla e allo stesso tempo possa far riflettere. Il popolo siciliano non è altro che questo arrivo, questo porto di mare che accoglie da tantissimo tempo il sangue normanno dei vichinghi esploratori e che oggi ritroviamo in tutto il mondo. È il sangue mercantile, il sangue
del baratto. Sono parole appunto che si trovano nel dialetto, sono modi di fare che si trovano nei gesti, sono modi di vivere che si trovano nell'accoglienza della nostra terra, che è unica in tutto il mondo. Di tutto questo possiamo dire che la storia non è maestra di vita, ma che la vita è la storia. Abbiamo una storia, una sceneggiatura, due popoli, una luce bellissima attraverso cui girare, un territorio mozzafiato in una terra unica, e crediamo che con il vostro aiuto possiamo raggiungere un obiettivo più grande. L'azienda agricola Gallo si estende per circa 20 ettari di terreno. Per quanto riguarda le produzioni, la produzione appunto di olive, abbiamo come tipologia l'Ogliarola messinese e la Santagatese. L'Ogliarola messinese è una cultivar tipica della zona del Messinese, che sia adatta per le produzioni di olive da tavola, sia verdi che nere, quindi ottima anche per aperitivi, ma dalla quale si produce anche un ottimo olio d'oliva, che è il mix tra un sapore dolce, piccante e amaro, quindi ottima anche per i condimenti di pizze per esempio, comunque tutto ciò che attiene agli aperitivi, e poi ovviamente il condimento di cibi. Per quanto riguarda invece la Santagatese, è più adatta per la produzione di olio d'oliva, che ha un gusto molto raffinato. L'oliva ha una forma tipica allungata. In questo caso non la utilizzerei comunque per olive da tavola, più appunto per la produzione di olio d'oliva, per condimento di cibi, anche non troppo elaborati, proprio per dare la possibilità di sentire il gusto raffinato dell'olio che si produce, quindi sia per i condimenti di carne sia per i condimenti di pesce. Oltre alla produzione di olio abbiamo un vasto agrumeto caratterizzato da arance, limoni, quindi come tipologia di arance le buonissime brasiliane, i tarocchi, le sanguinelle che sono ottime anche per spremute, e poi appunto i limoni che sono ottimi anche per i vari condimenti. Oltre questo l'azienda ha diversificato la sua attività nel 2009, in quanto è stato ristrutturato un vecchio trappeto che è stato adibito appunto ad agriturismo, caratterizzato da 15 posti letto e un'ampia sala di ristorazione dove è anche possibile effettuare la classica appunto pizza, la cucina quindi tipica siciliana, con l'utilizzo appunto dei prodotti dell'azienda, perché è possibile anche, ci sono in base appunto alle stagioni vengono prodotti vari prodotti insomma da orto che poi vengono utilizzati appunto in cucina nelle varie stagioni. Salve a tutti, oggi siamo qui per presentare un aperitivo, un cocktail accompagnato da delle tartine dove gli ingredienti principali provengono dall'azienda Casaleni e abbiamo del patè di olive verdi, dell'olio di oliva e naturalmente le olive di Messina. La tartina si struttura in vari piani dove abbiamo appunto messo alla base il patè di olive,
al secondo strato una crema di pistacchio di Bronte e sulla sommità abbiamo aggiunto del formaggio spalmabile alle erbe con un crostino di curcuma, il tutto adornato da dei fiori di lavanda per il profumo. Il cocktail invece sarà strutturato, è un misto fra un cocktail martini con l'aggiunta di un dash di tonica e qualche goccia di olio con del limone, l'olio che appunto serve per nitidare l'asprezza del limone. Allora, procediamo con la costruzione del cocktail. Andiamo a mettere il ghiaccio all'interno del nostro shaker giapponese. Ok, gli ingredienti sono del gin, 5 centilitri, 2 centilitri e mezzo di Martini Dry, una spruzzata di limone, e naturalmente l'olio. Andiamo a mescolare il tutto. Mescoliamo a fondo per far amalgamare l'olio con il resto dei composti. Ghiaccio nuovo dentro il nostro bicchiere da cocktail. E aggiungeremo alla fine un tocco di tonica. Mescoliamo il tutto e come guarnizione una delle nostre olive di Messina. E il cocktail è servito. L'azienda era di mio nonno che l'ha acquistata quasi un secolo fa, circa 95-96 anni fa. Pesa
quando sono andati in pensione. Quella è una zona molto vocata per l'olivo e l'olio che viene prodotto è di qualità elevata. Abbiamo preso anche la gran menzione al Sol di Verona nel 2003. Siamo attualmente sul mercato locale, anche se stiamo lavorando per cercare di qualificare meglio il nostro olio. Abbiamo due cultivar, la cosiddetta Giarraffa, che è l'olialora messinese, che ha un olio piuttosto con un po' di piccante e di amaro se raccolta verde. A questa c'è l'olio crasso e che dà molto sapore alle pietanze, esalta il sapore delle pietanze. Pare che il crasso sia considerato sempre come una cultivar negletta che viene messa nelle zone meno buone, eccetera, però recupera molto. Noi stiamo lavorando per valutare queste cose e creare una miscela che abbia queste considerazioni. È un lavoro difficile, complicato. Viviamo in una zona dove ci sono olivi secolari che rendono meno, i costi sono molto più elevati. Quello che oggi dà la comunità europea lo dà nelle nostre zone impervie, difficili, anche se con un olio di grande qualità, dove si produce meno, e lo dà anche nelle zone più pianeggianti, dove aumenta la produzione, quindi vi è un rapporto difficile. Cioè noi subiamo la concorrenza di quelle aree che hanno terreni molto più sciolti, dove i costi di produzione sono molto più bassi, e quindi possiamo riuscire soltanto a confrontarci sul terreno della qualità.